L'economia adesso il peggio è passato, ma la ripresa sarà lentissima, anche perché sottolineano i giovani imprenditori della Confcommercio, i consumi delle famiglie non decollano per colpa delle spese fisse. Da Venezia Gianfranco Fulgenzi. Più della metà di quanto spendiamo è rappresentato dai servizi che producono ormai anche quasi 3/4 del PIL, la ricchezza del Paese. Per uscire dalla crisi, allora, secondo la Confcommercio, bisogna giocare la carta dei servizi, perché l'industria tradizionale non assorbe più manodopera, rilanciare i consumi e puntare sull'innovazione. Lo dicono in particolare i giovani imprenditori dell'associazione, che in una Venezia invasa dai turisti presentano idee e proposte per consentire all'Italia di riprendere a crescere in chiave più europea. Serve un programma servizi 2015 in cui si va a innanzitutto sostenere i consumi, poi dare credito alle imprese, puntare sulla innovazione e valorizzare il nostro capitale umano. Come spingere di più i consumi? Come sostenerli? I consumi si sostengono tramite una detassazione parziale dei redditi di lavoro dipendenti. Sul fronte dei prezzi si può fare qualcosa per invogliare di più i consumatori a spendere? La contrazione dei consumi che ha attanagliato la nostra economia negli ultimi 18 mesi e che vede i consumi in crescita soltanto negli ultimi 2 ha già spinto le imprese a una drastica diminuzione dei prezzi, per cui penso che su questo punto molto sia già stato fatto.